Buongiorno cari amici di Un sorriso in più e benvenuti nella mia rubrica Poesia e musica con John, 26esimo episodio. Ci stiamo avvicinando piano piano a una delle festività più importanti dell'anno, e cioè il Natale, che quest'anno sarà un Natale molto diverso. Diverso, anzi, oserei dire un Natale da dimenticare, perché questa pandemia proprio non ci vuol lasciare. Non ci vuol lasciare e il Natale tradizionale con parenti, amici, regali, quest'anno mi sa che dobbiamo metterli in un cassetto. Ho detto che ci stiamo avvicinando al Natale e allora oggi vi propongo una canzone che non è ancora un canto natalizio, quelli verranno nelle settimane prossime, però è sempre una canzone ed è una preghiera, è una supplica. La canzone si intitola Alleluia di Leonard Cohen, una canzone diventata negli anni famosa e- ed è stata cantata ed è ancora cantata ancora adesso dai cantanti più famosi. È stata portata a successo, pensate, 10 anni dopo la sua composizione, solo perché è stata scelta come colonna sonora di un film di animazione Shrek. Autore di questo brano è Leonard Cohen, nato in Canada da genitori ebrei del sud-est europeo, emigrati dal sud-est europeo. Purtroppo Leonard ci ha lasciato nel 2016. Cohen era un genio eclettico, sì perché era poeta, scrittore, giornalista, musicista, cantante, lui stesso componeva i testi, li scriveva lui stesso e come tutti i geni aveva anche lui le sue stranezze. Un esempio è proprio questa canzone qui, questa Alleluia. Si dice che ci abbia impiegato 2 anni a comporla e nonostante che ci abbia messo 2 anni, dopo continuava a modificare il testo. Il testo che è composto da ben 80 strofe. 80 strofe, mi dice, "Per la miseria", sì, certo, 80 strofe. Mm, e tratta, diciamo, prende in considerazione il Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento in particolar modo il rapporto che c'è tra Re David e Dio, un rapporto un po' tribolato, quando la fede vacilla. E allora lui gli chiede una preghiera, gli chiede di dargli le prove che cancelli la sua incertezza. Ora vi leggerò il testo e vi accorgerete che nella semplicità delle parole ci sta il tocco, la mano del poeta. La mia fede ebbe un dì bisogno di una prova che per sempre cancellasse la mia incertezza. E allora, alzando gli occhi al cielo, io vidi una luce che mi infuse amore, gioia e tenerezza. Alleluia. Ma ora so che un Dio lassù ha reso ricco con il suo amor il cuore mio da tempo egoista. Lo trovo ogni volta che io chiedo aiuto e so che c'è. Mi tende la sua mano. Alleluia. Oggi io la canterò in una versione in italiano composta di 2 strofe che non sono tra quelle 6 che lui canta normalmente nei suoi concerti. Ehm, Però sicuramente rientra nelle 80 strofe del testo completo.
Bene, non mi resta che darvi il prossimo appuntamento, non prima però di ricordarvi che noi siamo presenti su Facebook, YouTube, Un sorriso in più Family, quindi vi do l'appuntamento al prossimo episodio, al prossimo episodio che sarà il 27esimo, e quindi vi saluto, un abbraccio e un bacio dal vostro John. La vita mia ebbe un dì bisogno di una prova che per sempre cancellasse la mia incertezza. Allora, alzando gli occhi al cielo, io vidi una luce che mi infuse amore, gioia e tenerezza. Alleluia, 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 alleluia. Ma